Parla tifoso partenopeo. Oggi approfondiamo le parole del nostro stratega, Walter Mazzarri, in un'intervista rivelatrice dopo lo scontro con la Juve. Uno sguardo approfondito alle strategie, alle sfide affrontate e alla continua ricerca del miglioramento. Facciamo questo viaggio insieme. Mazzarri, interpellato sull'importanza mentale del domani, ha sottolineato la necessità fondamentale di andare avanti. Ha espresso il desiderio di ritrovare l'equilibrio difensivo, solidità che la squadra aveva l'anno scorso. Ha riconosciuto la mancanza di efficacia subendo gol simili a quelli della stagione precedente, sottolineando l'importanza di una difesa più attenta. Riguardo alla possibilità di una difesa a 3 e alle sfide sulla fascia sinistra, Mazzarri ha spiegato la sua opzione per una difesa a 4. Ha menzionato le difficoltà incontrate dai giocatori nell'adattamento, sottolineando l'importanza della solidità e dei miglioramenti difensivi. Ha sottolineato la necessità di migliorare le prestazioni del lato sinistro. Rivolgendosi al nome del giocatore georgiano, Mazzarri ha scherzato sulla sua difficoltà a ricordare i nomi, mantenendo un tono rilassato. Riguardo all'urgenza tra miglioramento della condizione fisica, fase difensiva o efficacia offensiva, Mazzarri ha sottolineato l'importanza di una difesa solida. Ha rafforzato l'idea di creare occasioni, sottolineando che la solidità difensiva è fondamentale quando si attacca con tanti uomini. Per quanto riguarda la mancanza di tiri in porta, Mazzarri ha riconosciuto la necessità di migliorare precisione e finalizzazione. Ha espresso l'importanza dell'allenamento dei calci e della ricerca di un equilibrio tra giochi interni ed esterni per superare le difese chiuse. Per quanto riguarda l'aspetto psicologico e la sequenza delle sconfitte, Mazzarri ha sottolineato l'importanza di ritrovare tranquillità e certezze. Ha sottolineato la necessità di evitare errori difensivi contro avversari pericolosi in contropiede. Per quanto riguarda la stanchezza fisica e mentale, Mazzarri ha notato dei cambiamenti nella mentalità dei giocatori dovuti all'evoluzione della gestione sportiva. Ha assicurato che la squadra è fresca dopo un adeguato recupero. Mazzarri, infine, ha parlato del passaggio fallito, restando concentrato sulla vittoria e soffrendo poco. Ha sottolineato l'importanza di pensare ad ogni partita come un'opportunità per vincere e ridurre al minimo gli errori per garantire vantaggi per tutta la stagione. Queste le straordinarie parole di Mazzarri, che rivelano una visione strategica e la costante ricerca del miglioramento. Il Napoli affronta le sfide, ma con determinazione e solidità la squadra punta a superare le avversità. Condividi le tue opinioni nei commenti. Se ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un mi piace e di iscriverti per altre notizie esclusive dal Napoli. Forza Napoli sempre!